Qui al padiglione 8 ne abbiamo visti di tutti i colori, da chi è venuto e voleva vaccinare il cane alle scenate di persone che vengono al padiglione 8 dove si vaccina per non vaccinarsi. È una cosa veramente, se posso dire, indecente. Abbiamo delle forze dell'ordine a nostro supporto, la fortuna è che la loro presenza si fa sentire e le confesso come ultimamente non stiamo avendo grossi casi qui presso il padiglione 8. Il cerchio si stringe, le prime dosi aumentano, ma spesso all'interno degli hub vaccinali si estremizzano anche i toni, perché negli ultimi giorni, oltre a chi ha l'appuntamento per uno dei richiami, si presentano anche coloro che si sentono ormai costretti a doversi vaccinare. Non sono un Novax, questo sia ben chiaro, insomma. Li ho fatti tutti i vaccini sostanzialmente, non sono a favore di questo perché come è stata apposta, perché sono sempre per la libertà. Tra i passaggi più delicati il momento nel quale bisogna esprimere il proprio consenso, proprio per questo è stata potenziata anche la presenza dei medici specializzandi. Noi siamo ben contenti di illustrare quelli che sono ovviamente i vantaggi di fare la vaccinazione, quelli che possono essere i minimi effetti collaterali a fronte della vaccinazione. Fondamentalmente il paziente esprime dei dubbi sul fatto che non sa magari quali siano gli eccipienti del vaccino o magari dice il vaccino è nuovo, non voglio che sia fatta una sperimentazione su di me. Passiamo alla cronaca. La Guardia di Finanza di Treviso